10.335 vaccinazioni in un giorno. Giovedì 3 giugno è stata una giornata da record per Padova e provincia. Tutti i centri di vaccinazione hanno lavorato a pieno ritmo, mettendo a segno un risultato importantissimo che punta dritto all'immunità di gregge. Oltre 10.000 somministrazioni di siero anti-Covid, il dato migliore dall'inizio della campagna vaccinale. Salgono così a 535.559 le dosi complessivamente inoculate, con il 39,1% della popolazione ormai coperta dal primo vaccino e il 19% che ha già ricevuto anche il richiamo. Nel frattempo l'USL 6 ha messo a disposizione altri 25.000 posti per i vaccini anti-Covid destinati agli over 12. Le date a disposizione sono dal 29 luglio al 4 agosto. Al momento ci sono ancora 7.000 posti disponibili. I pediatri raccomandano il vaccino e rassicurano i genitori. Credo che quanti più siano i soggetti vaccinati, tanto più ovviamente sia possibile raggiungere l'obiettivo. La malattia, ovviamente, anche se nei bambini si è dimostrata lieve, non sappiamo nemmeno se in futuro possa avere anche delle conseguenze, ma in ogni caso spegnere tutti i focolai e tutte le possibilità di diffusione del virus, ovviamente facilita anche poi la possibilità che ci siano poche varianti. Presto anche i pediatri di libera scelta potrebbero scendere in prima linea e vaccinare i piccoli pazienti. In questi giorni, insieme alla Regione Veneto, stanno mettendo a punto un protocollo d'intesa come quello siglato mesi fa con i medici di base. Nel frattempo rassicurano anche le future e le neomamme. Anche nell'allattamento la mamma che allatta può vaccinare, può essere vaccinata ovviamente, e gli anticorpi che produce in parte passano tramite il latte e il bambino ovviamente ne trova giovamento.